basket, Cus Cagliari contro Ecodent Alpo, una partita a cui le due formazioni arrivano con tendenze diametralmente opposte, una partita che vado a presentare in compagnia del dirigente Mauro Mannoni del Cus Cagliari e del presidente Renzo Soave invece dell'Ecodent Alpo. Iniziamo proprio dalla formazione ospite, in gran fiducia in virtù di due successi consecutivi che vi hanno rilanciato nelle zone medio-alte della classifica. Sì, in gran fiducia è vero, però sappiamo che affrontiamo una squadra desiderosa di vittoria e quindi sarà una partita difficilissima. Sappiamo anche che hanno una classifica bugiarda, quindi è una partita sicuramente bella da giocare e molto impegnativa. Mauro Mannoni, Cus a cui il successo manca praticamente da un mese, è successo tanto però dentro questo mese, soprattutto tanti infortuni, adesso la luce in fondo al tunnel si inizia a vedere e abbiamo trovato nella lista che ci è stata consegnata anche Sorrentino, potrebbe essere un altro tassello importante per la squadra. Sì, noi non cerchiamo alibi, però è indubbio che il nostro programma è un po' in ritardo a causa di certi inconvenienti fisici che abbiamo avuto. Oggi delle 4 infortunate 3 sono in campo, non al 100% ma in campo per provare a darci un qualcosa di importante. Lunedì togliamo il gesso a Elena Borsetto, dopodiché in prospettiva la luce si vede. Oggi ci proviamo sapendo che sarà una partita durissima, soprattutto a causa dell'avversario che abbiamo di fronte, una stata molto strutturata e difficile da battere. Quest'oggi sarebbe potuto essere il confronto proprio con Borsetto, che è stata una vostra giocatrice, la ritrovate invece infortunata, immagino l'abbiate salutata comunque sempre con grande piacere. Molto calorosamente, ci dispiace che non sia presente sul parquet anche lei, la attendavamo, comunque la incontreremo al ritorno in casa nostra, la ritroveremo. Presidente Renzo Soave ha detto la classifica del Cus è una classifica bugiarda, alla luce degli infortuni ma direi anche alla luce della qualità del gioco espresso in certe partite perse, però con carattere, con cuore e soprattutto con dimostrazioni di forza importanti, interessanti da parte delle più giovani, Gaetani e Madeddu direi su tutte. Sì, è vero, forse 2-4 punti in più, almeno 2 in più li potremo avere, è vero, ha detto giusto il presidente Soave. Da un altro punto di vista il male ha favorito forse una crescita importante di 2 nostre giovani in particolare, per cui questo è un aspetto positivo. Presidente, torniamo ai temi di questa partita, cosa potrà essere decisivo nelle sorti di questo match? Trasferta in Sardegna non è mai facile per voi, anche se siete ormai abituati da diverse stagioni, anche l'orario è abbastanza inusuale, 2 insidie in più. Niente, l'insidia è la trasferta vera e propria, perché c'è stata una levataccia, abbiamo fatto molta attesa in aeroporto e quindi le ragazze sono anche un po' provate, però di fronte alla partita penso che tirino fuori tutto quanto, anche se anche noi abbiamo ai box Elisa Mancinelli e Silvia Zanardelli ferme, insomma speriamo che quelle che entrano in campo diano il massimo, devono dare il massimo altrimenti non ce la facciamo. Cus, che come tutte le squadre sarde gli aeroporti e le levatacce le conosce molto molto bene, una volta ogni 2 settimane praticamente, quest'oggi si deve puntare sul fattore campo tra le altre cose. Sì, questo livello di campionato impone che il fattore campo incida molto, soprattutto per chi come noi su 15 partite fuori casa 14 sono oltre terreno. Potremmo pure dire che forse un po' ci siamo anche abituati, però in realtà non è così, perché certe volte un po' di fatica si accusa, ma anche qui non si cercano alibi, insomma. Allora questi erano i temi di presentazione della partita, noi ci prendiamo una pausa dal Palacus di Cagliari, qualche spot, ma poi torniamo in diretta. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere.
Fatture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. La società Bartoli Fisio-Redi, con sede a Decimo Mannu, lungo la strada statale 130 al chilometro 14,300, esegue demolizioni industriali, recupero e trasporto materiali ferrosi e non, ritiro materie plastiche riciclabili e non riciclabili e servizio di pressatura. Per prenotare il ritiro dei tuoi materiali, chiama i numeri 340 10 29 181 oppure 346 86 34 752. Bartoli Fisio-Redi sostiene lo sport. Amici di Directa Sport, bentornati in diretta dal Palacus di Cagliari, settima giornata del campionato di Serie A2 femminile. CUS Cagliari contro Alpo Basket Villafranca. CUS che arriva al match al penultimo posto con una sola vittoria nei 6 incontri disputati. L'ultima vittoria, come abbiamo detto con il dirigente Mauro Mannoni, risale a un mese fa, il 7 ottobre, su questo campo contro Marghera, punteggio finale di 57-52. La squadra allenata da coach Federico Sciascia nell'ultimo turno è uscita nettamente sconfitta dal campo del Forte Geas Sesto San Giovanni con il punteggio finale di 77-47, un risultato che ovviamente fa testo fino a un certo punto, in virtù da una parte ovviamente della forza del Geas, che è candidato a fare un campionato sicuramente a parte rispetto a quello del CUS. Dall'altra parte hanno pesato ovviamente anche le assenze, non ha partecipato al match di Sesto San Giovanni Natasha Tomasovic, che in precedenza si è presa il tiro da 3 punti. Dall'altra parte Alpo, come detto invece con il presidente Renzo Soave, si presenta in Sardegna in un buon momento di forma, 4 vittorie, 2 sconfitte, così recita il record della squadra veneta, 2 vittorie consecutive nell'ultimo turno, 61-53 contro il Carosello Carugate, con 15 punti di Zampieri. In precedenza un'altra vittoria, in quel caso contro Udine, con il punteggio finale invece di 69-42. Le 2 sconfitte sono arrivate all'esordio contro Costa Masnaga e alla terza giornata contro Vicenza. Alpo che peraltro ha già mietuto una vittima sarda nel corso di quest'annata, ovvero il San Salvatore Selargius, messo KO alla terza giornata per 71-56, tra l'altro con 17 punti di Veronica Dell'Olio, ex in quel caso della partita, ed è proprio Dell'Olio la giocatrice che si presenta in lunetta e che va a sbloccare il match mettendo a segno il primo tiro libero. Allora diamo uno sguardo agli starting 5 per Alpo. Oltre a Dell'Olio ci sono con il numero 17 Elena Giovanna Ramò, con il numero 15 Arianna Zampieri, poi ancora con il numero 4 Sofia Vespignani e con il numero 5 Susanna Toffali. Dall'altra parte il CUS Cagliari che schiera Giulia Ridolfi, Rachele Niola, Eugenia Caldaro, Natasha Tomasovic e Chiara Rossi, partente dunque ancora nella posizione di playmaker titolare per il CUS. 2 assenze importanti per l'Alpo, o meglio 2 giocatrici acciaccate anche a giudicare dall'abbigliamento indossato in panchina. In questo momento non ci pare che possano essere disponibili in qualche modo nel corso della partita. Stiamo parlando ovviamente di Silvia Zanardelli da una parte e di Elisa Mancinelli dall'altra. Il CUS che invece recupera buona parte delle proprie infortunate, ma deve fare a meno di quella che sarebbe stata l'ex di giornata, ovvero Elena Borsetto, che comunque è destinata in breve tempo, anche lei, così come ci ha detto il dirigente Mannoni, a recuperare dal proprio infortunio, a rendersi dunque disponibile per i prossimi impegni. Partita che prosegue, direi anche abbastanza caratterizzata dagli errori in questa fase iniziale. 8 minuti 28 secondi per chiudere il primo quarto. Alpo avanti in virtù dei 2 liberi realizzati da Veronica Dell'Olio, unica giocatrice a finire sul tabellino delle marcatrici fino a questo momento. Seguiamo la manovra d'attacco da parte del CUS, che ora si affida al palleggio in punta di Chiara Rossi, prende l'arresto e tiro dopo il blocco di Caldaro, airball con il pallone abbondantemente distante dal canestro. Dunque nulla di fatto per questo tentativo offensivo da parte delle cagliaritani, polveri abbastanza bagnate in questo avvio di partita. Seguiamo l'attacco ora dell'Ecodent con Vespignani dal palleggio, Ramò dentro, bene per Zampieri, poi arriva il fischio arbitrale per
assegnare il pallone ancora una volta alla compagine. Quest'oggi in tenuta bianco e blu, il pallone in punta per Toffali, poi si va in angolo da Ramola, finta, poi mette palla per terra nell'accoppiamento con Giulia Ridolfi. L'ultima a toccare è proprio la giocatrice ex tra le altre San Salvatore Selargius e Virtus Cagliari. In piedi a dare indicazioni subito coach Federico Sciascia, braccia conserte, ancora una mimica abbastanza serena per coach Nicola Soave. Dall'altra parte, come detto, Ecodent che è reduce da 2 settimi posti consecutivi lo scorso anno nel girone B, dunque nessuno scontro diretto con le formazioni sarde, poi eliminazione al primo turno dei playoff per Mano di Vicenza con un 2-0 secco. 2 stagioni or sono, sempre settimo posto come detto, e poi eliminazione per Mano di Crema sempre al primo turno di playoff. Intanto è arrivato anche il secondo canestro di questa partita, a realizzarlo è stata sempre la compagine ospite, che dunque comanda sul 4-0. 7 minuti e mezzo per chiudere il primo quarto. Niola in punta, linea di passaggio abbastanza scontata e letta bene in questo caso da Elena Giovanna Ramò, che ci mette dunque una mano rimessa dal lato in favore del CUS, con Chiara Rossi che si prepara a eseguire. Caldaro in post, riapre bene per Ridolfi in ritmo con il tiro da 3 punti molto corto, allora recupera il rimbalzo lungo Toffali che si lancia in contropiede, mano sinistra a segno per il 6-0. Coach Federico Sciascia ha già manifestato la volontà di chiamare time out. Questo inizio di partita direi è stato abbastanza difficile per le cagliaritane, che ora non riescono a realizzare, nonostante una buona costruzione, il primo canestro del match, con Rossi che aveva sfruttato bene il mismatch in post. Si prosegue con Caldaro, 5 secondi per il tiro delle universitarie. Tomasovic ci prova dall'angolo, sbaglia, airball anche per lei. Allora Vespignani che prova a correre dall'altra parte, cerca di affondare la transizione, poi Toffali che è costretto ad arrestarsi, ribalta il lato. Ramò in ritmo da 3 punti, secondo ferro, si lotta a rimbalzo, ancora Ramò ad arrivarci con più energia di tutte le altre, riapre per Toffali da 3 punti, altro errore. Poi sul rimbalzo lungo ci arriva Tomasovic, vediamo se riesce stavolta il CUS a sbloccarsi. Niola in punta proprio per la giocatrice bosniaca di passaporto croato, poi Rossi nel gioco a 2 con Caldaro che prova a prendere posizione, forse anche un po' di confusione in questa fase per le rossoblu. Caldaro che sale ancora a bloccare, altro tiro dalla media per Rossi e altro errore con rimbalzo recuperato da Zampieri. Ora parte Vespignani, è pronto un cambio anche per il CUS con Federica Madedu che sarà la prima giocatrice a fare il suo ingresso in campo. Tripla frontale sbagliata però da Dell'Olio, si lotta ancora a rimbalzo, percentuali basse, segna solo Alpo in questo inizio. Tomasovic in punta nell'accoppiamento con Dell'Olio, l'end off per Niola che cerca di battere dal palleggio Toffali, step back, tiro da 2 punti secondo gli arbitri, a segno, riesce dunque con una giocata individuale di Rachele Niola a sbloccarsi la squadra di casa. Siamo quasi alla metà del primo periodo, punteggio bassissimo, 6-2 in favore di chi attacca in questo momento. Ora il tiro da 3 punti sbagliato da Zampieri, che è anche la miglior marcatrice di squadra per l'Ecodent Alpo con 13,4 di media, a cui aggiunge 4,6 rimbalzi. Circolazione perimetrale, ora palla dentro per Zampieri, attaccata in maniera regolare da Caldaro. Zampieri, secondo l'interpretazione arbitrale, si trascina il pallone oltre la linea di fondo e dunque arriva il cambio che avevamo preannunciato. Entra Madeddu, esce Niola, autrice dell'unico canestro, come detto, di questo inizio di partita per il CUS. Rossi, sulla pressione di Vespignani, riesce a chiamare lo schema in zona d'attacco, prova a farsi vedere in punta Caldaro che sale a bloccare, poi va improvvisamente a prendere posizione vicino a canestro. Il movimento vincente stavolta di Caldaro che elude l'intervento difensivo della sua avversaria con una buona finta, si appoggia al vetro. 4-6, meno 2 CUS che sembra essersi un po' scosso dal torpore iniziale. Vediamo come ribatte ora la formazione di Villafranca con il ribaltamento sull'angolo opposto per Toffali. La linea di passaggio in post è chiusa, allora Toffali prova a fare tutto da sola, rischia qui l'end-one, va dentro forte a occupare il centro dell'area, subisce il fallo che le permetterà di andare in lunetta con 2 tiri liberi. Susanna Toffali, guardia molto giovane, classe 1998, sta realizzando quasi 5 punti di media.
atleta bresciana che vanta varie convocazioni in azzurro, veste questa canotta, quella dell'Alpo, dal 2014. Il suo massimo stagionale lo ha raggiunto nel corso della sfida di 2 settimane fa contro Udine con 8 punti a segno. Qui realizza dalla lunetta con un 2/2 e allora 8/4, mentre registriamo il primo ingresso in campo per la formazione cagliaritana di Giulia Sorrentino con la canotta numero 6. Si rivede dopo parecchio tempo, dopo l'infortunio insomma che l'aveva messa fuori causa praticamente per un mese, ed è andata, tra l'altro era andata in doppia cifra nel corso dell'ultimo match vinto su questo campo per 57-52 vinto da parte del CUS un mese fa. Qui intanto c'è la circolazione per Zampieri, poi palla dentro per Dell'Olio, occupa bene il pitturato contro Tomasovic, il tiro però è corto, allora riparte Rossi, cerca di affondare la transizione, ora con Sorrentino, a rischio infrazione di passi qui Tomasovic che riesce comunque a riaprire per Sorrentino. 2 punti per la giocatrice in canotta numero 6 che permettono allora alle universitarie di accorciare ancora sul 6/8, -2, partita molto equilibrata. 2:48 per chiudere il primo quarto, il pallone è ora in punta, il giro sul perno, lo spazio è chiuso, servito bene però il taglio di Toffali che si mangia un canestro praticamente fatto dopo un ottimo taglio, allora si rimane sull'8/6, sempre vantaggio Alpo qui a Cagliari. Lo scarico di Rossi per Madeddu, prova a girare sul perno, lo spazio è chiuso, Tomasovic senza gran ritmo riesce comunque a mandare a segno il canestro da 3 punti con anche parabola piuttosto ampia, ed è il canestro del sorpasso per la compagine di casa sul 9/8, 2:10 ancora da giocare prima nel primo mini intervallo qui a Saduchessa. Si cerca ancora la ricezione profonda di Dell'Olio, il passo d'incrocio, poi Vespignani in angolo per Toffali da 3 punti, corto sul rimbalzo lungo, c'è ancora Tomasovic, prova ora a correre Rossi, c'è un vantaggio, non viene attaccato però tempestivamente, altro arresto e tiro, stavolta a segno per Chiara Rossi. 11/8, ora più 3 CUS Cagliari che sembra aver preso ritmo e aver tratto beneficio dalle prime 2 sostituzioni di questo match, con l'ingresso da una parte di Madeddu e poi dall'altro anche di Sorrentino. Intanto si lavora bene qui con un ottimo alto basso con Zampieri che realizza il -1 Alpo. 11/10, pronti 2 cambi per parte. Allora la prima pausa andremo a vedere di chi si tratta, mentre Sorrentino vorrebbe giocare l'1 contro 1, lo spazio però è chiuso bene dalla difesa di Alpo, costretta a forzare, sbaglia poi in angolo Caldaru, fuori per Rossi, da un'occhiata a Vespignani, decide di attaccarla con la mano mancina, Vespignani che però la accompagna verso un aiuto, poi palla dentro per Tomasovic, non può controllare la giocatrice croata, arrivano i cambi, Gaetani e Ridolfi rilevano Tomasovic e Rossi, dall'altra parte esce Toffali ed esce anche Dell'Olio che dunque va a riposare in panchina. Con il numero 12 c'è l'ingresso in campo di Marta Scarsi, giocatrice ex Crema, e poi c'è anche con il numero 9 il capitano della compagine di Villafranca di Verona, ovvero Maria Zanella. Intanto qualche protesta pur molto pacata di coach Federico Sciascia per un fischio arbitrale. Maria Zanella, dicevamo, capitano pur abbastanza giovane della Ecodentalpo, classe 92 dal 2012-2013, veste questi colori. In passato ha avuto esperienze molto importanti, una su tutte quella di Schio, ma anche a Chieti dove è riuscita a guadagnare la promozione in A1, venendo allenata peraltro da un tecnico sardo come Beppe Caboni. Contribuì, come detto, da protagonista in quella stagione in cui era il cambio sostanzialmente delle esterne titolari. In questa annata invece sta producendo 5,8 punti e 2,5 rimbalzi di media, 9 invece nell'ultimo match contro Carugati. Intanto in lunetta c'è un'altra giocatrice molto interessante, molto giovane, si tratta di Sofia Vespignani che pareggia i conti a quota 11 dalla lunetta e poi permette all'Ecodent di sorpassare, sta realizzando 6,2 punti di media, qui aggiunge anche 4 rimbalzi e 4,3 assist, giocatrice che ha anche esperienze nelle nazionali giovanili.
Intanto risponde subito il Cus. Partita dopo un avvio un po' stentato con polveri bagnate, come abbiamo detto, si è accesa allora nella seconda parte di questo primo quarto. 13-12 il vantaggio per la formazione locale, mentre Zampieri mette palla per terra contro Caldaro, cerca il fischio arbitrale, trova invece l'infrazione di passi, dunque palla persa, 4 secondi per chiudere il primo quarto, possibilità per il Cus Cagliari di prendere l'ultimo tiro. Il pallone per Sorrentino, che forse non si era accorta che mancasse così poco, cercava di servire poi con un pallone lungo quasi alla disperata, ma Deddu non può ricevere, la numero 14 del Cus. Allora dopo i primi 10 minuti di gioco qui a Saduchessa, nella settima giornata del campionato di Serie A2 femminile di basket, il Cus Cagliari è in vantaggio sulla Ecodent Alpo con il punteggio di 13-12. Ora qualche spot, poi torniamo in diretta. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. La società Bartoli Figeredi, con sede a Decimomannu, lungo la strada statale 130 al chilometro 14,300, esegue demolizioni industriali, recupero e trasporto materiali ferrosi e non, ritiro materie plastiche riciclabili e non riciclabili e servizio di pressatura. Per prenotare il ritiro dei tuoi materiali, chiama i numeri 340 10 29 181 oppure 346 86 34 752. Bartoli Figeredi sostiene lo sport. Tutto pronto per l'inizio del secondo quarto qui al Palasport di via Ismirioni, Cagliari, vantaggio Cus sul 13-12 contro l'Ecodent Alpo in una sfida molto equilibrata, così come del resto era nelle attese. Zanella prova a prendersi l'iniziativa personale prendendo il centro dell'area, sbaglia, allora c'è il contropiede del Cus con Ridolfi, lo scarico per Gaetani, a rischio infrazioni di passi. Frazione di passi che arriva puntualmente in maniera puntuale, allora segnalata dalla coppia arbitrale che è composta questo pomeriggio a Cagliari da Vincenzo Di Martino di Santa Maria La Carità, in provincia di Napoli da Gennaro Nuzzo di Caserta. Questi sono dunque le due giacchette grigie di questa sfida. Qui gran lotta a rimbalzo con sportellate tra Sorrentino e la sua avversaria diretta, si trattava ancora una volta di Maria Zanella. Il pallone viene assegnato al Cus, c'è panchina per Sorrentino, protagonista di un'ottima prima parentesi all'interno di questo incontro. Rientra Rachele Niola, una delle giocatrici di maggior esperienza anche a questo livello nelle fila del Cus, lo scorso anno tra le migliori direi dell'intero girone A del campionato di Serie A2 per rendimento, soprattutto per quella che è un po' la sua specialità, ovvero le palle recuperate. Questa stagione sta viaggiando su cifre inferiori, ma il suo apporto è comunque sempre importante. Intanto dall'altra parte lo scarico in angolo, poi il pallone in punta per Vespignani, il lavoro dal palleggio, poi coinvolta Zanella, cerca di prendere posizione Zampieri contro Caldaro che difende in maniera molto fisica, troppo secondo la lettura arbitrale. Arriva il fallo personale da parte di Eugenia a Caldaro, giocatrice ex Velcofin Vicenza, che va così a commettere il primo fallo personale della sua partita, rimessa dal fondo in favore di Alpo. Torna in campo anche Rossi,
che rileva dunque Lavinia Gaetani, anche lei come Madeddu, classe 2001, ed è stata uno dei temi, quello di Madeddu e Gaetani, dell'intervista prepartita realizzata con Mauro Mannoni. Intanto buon lavoro qui con il palleggio, arresto e tiro da parte della giocatrice in canotta numero 17 di Alpo. Si trattava ancora una volta di Ramò, non è riuscita però a trovare il canestro. Zanella dall'angolo, gran tripla qui per il sorpasso. Allora Alpo sul 15-13, l'ex Chieti sblocca il match in questo secondo quarto. Vediamo se arriva immediatamente la risposta da parte della compagine di casa, con Rossi che cerca una linea di passaggio in direzione di Caldaro, non la trova, allora insiste in angolo per Madeddu, fuori per Niola, stoppata qui da parte di Ramò che ricaccia indietro il pallone. Gran difesa da parte di Alpo in questa circostanza. Alpo che ora si ripresenta dall'altra parte per cercare di prendere in mano l'inerzia di questo secondo periodo di gioco. Vespignani dal palleggio, il taglio a ricciolo da parte di Ramò che però non può ricevere, allora Zanella osserva la situazione, sceglie in punta di andare in direzione di Scarsi con il numero 12, poi Vespignani da 3 punti, errore, si allacciano a rimbalzo Scarsi e Ridolfi non aveva buona posizione in quella circostanza e allora Scarsi, che aveva preso il vantaggio, va a guadagnare anche il fischio arbitrale. Esce intanto Madeddu, torna sul parquet Tomasovic per il Cuscagliari, rimessa dal fondo sempre per la compagine ospite, con Ramò a eseguire in direzione poi di Zampieri. Pallone in punta per Vespignani, ancora Ramò in uscita dai blocchi, lavora a sua volta sul blocco di Zampieri, poi il servizio nel cuore del pitturato per Scarsi, cerca di girare sul perno, perde per un istante il controllo del pallone comunque assegnato all'Ecodent. Ma prima della ripresa del gioco ci sarà da osservare un time out, riepiloghiamo la situazione, 7 minuti 21 secondi per chiudere il primo tempo al Palacus di Cagliari, vantaggio Ecodent Alpo 15-13 sulla formazione di casa. Rimessa dal fondo Alpo con Vespignani a eseguire in direzione di Scarsi che attacca subito. Tomasovic riesce, usando bene il fisico, a realizzare in una situazione molto intricata, con Tomasovic che gli aveva reso la vita molto difficile. Allora massimo vantaggio Alpo in questa partita sul 13-17, massimo vantaggio eguagliato a dire il vero sul +4. Alpo che aveva raggiunto lo stesso margine proprio nelle primissime battute di questa sfida. Intanto Rossi sbaglia, allora Alpo ha l'opportunità di allungare ancora, qui penetrazione per Zanella, assegno con la mano mancina, grande entusiasmo nella panchina ospite. Ora si rialza Veronica Dell'Olio, prossima al rientro sul parquet per cercare di trarre il maggior vantaggio possibile da questa nuova sbandata da parte delle rossoblù, che qui perdono il pallone con proteste da parte di Rossi, che sosteneva fosse stata la sua avversaria l'ultima a toccare. Ingresso in campo di Dell'Olio probabilmente rimandato, potrebbe esserci già un altro time out chiamato da coach Federico Sciascia, e così allora nuovamente il riepilogo della situazione, +6 Ecodent, 19-13, 6-31 per andare al riposo lungo. Si riprende a giocare al Palasport di Sa Duchessa a Cagliari, settima giornata del campionato di Serie A2 femminile di basket. Cuscagliari contro Ecodent Alpo, una partita caratterizzata dall'equilibrio fino a questo momento, come già detto in più di una circostanza, anche se Alpo sta provando a produrre uno sforzo che in questa fase le ha regalato il +6, ma che potrebbe regalarle un vantaggio ancora più ampio. Vespignani qui in gomito per Zanella, buono il movimento, tiro in equilibrio precario che è stato poi sbagliato dalla giocatrice in canotta numero 9. Qui a un passo dall'anticipo Vespignani su Rossi, che usa anche il braccio esterno contro la pressione furiosa delle sue avversarie. Ridolfi prova ad attaccare la linea di fondo, fermata con il fallo da parte di Ramò. È già pronto il rientro sul parquet di Toffali per Alpo.
Intanto diamo anche il quadro di quelle che sono le altre partite che compongono questo settimo turno del campionato di Serie A2 femminile. San Martino di Lupari contro Udine, Pordenone contro Crema, Marghera contro Costa Masnaga, Carugate contro San Salvatore Selargius. Dunque l'altra formazione sarda impegnata in questo girone nord del campionato di Serie A2, alle prese con una sfida non semplice, ma San Salvatore che arriva da un bel successo interno la scorsa settimana contro Bolzano, vedremo se riuscirà a confermarsi. Poi ancora Vicenza proprio contro Bolzano, si è già giocata invece una sfida derby lombardo tra Geas Sesto San Giovanni e Sanga Milano, con la vittoria da parte del Geas con il punteggio di 63-49. Geas capolista in battuta di questo torneo. Intanto un rimbalzo offensivo che garantisce un extra possesso al CUS, che ora attacca con Rossi. Niola a scadere dei 24 riesce a trovare praticamente un miracolo Rachele Niola, alzando la parabola 15-19. Ora dal palleggio il lavoro da parte di Sofia Vespignani, coinvolta Zanella, Scarsi, poi ancora Zanella che spara senza esitazioni da 3 punti a segno per rispondere quel tentativo di reazione da parte del CUS, ricacciato indietro sul -7, 22-15. Ora Rossi da 3 punti, diventata questa sfida improvvisamente una gara del tiro da 3 punti dopo che squadre avevano tirato molto male, soprattutto nelle battute iniziali del primo periodo di gioco. Qui circolazione sul perimetro, Zanella fa circolare poi per Vespignani, Toffali preso in consegna da Tomasovic, difesa a zona fronte pari qui per il CUS, che non basta però a dire di no alla conclusione di Vespignani, appoggiando di tabella riesce a trovare il nuovo +7, 25-18. Niola guarda il canestro, poi preferisce mettere palla per terra contro Zanella. Arriva il gioco a 2 con Caldaro, linea di passaggio però letta bene qui da parte di Scarsi. Allora riparte Alpo qui con Vespignani in angolo da Zanella, spazio per la tripla, stavolta c'è l'errore, buon lavoro al rimbalzo da parte di Tomasovic che si difende con il tagliafuori, poi Caldaro trova modo di andare su con questo tentativo di layup, fermata con il fallo abbastanza deciso per non concederle il potenziale gioco da 3 punti. Intanto è pronto il rientro in campo da parte di Sorrentino, molto bene direi nel suo primo ingresso in partita, ha dato energia, ha dato fiducia in attacco. Qui esce Tomasovic, allora riepiloghiamo i quintetti, come detto Sorrentino, Caldaro, Ridolfi, Rossi e Niola per il team universitario. Dall'altra parte invece Toffali, Scarsi, Dell'Olio, Vespignani e Zanella. Primo libero assegno per Eugenia Caldaro, alla pivot del 1996, che sta producendo delle cifre molto interessanti. Nel frattempo fa 2 su 2 dalla lunetta, 11,2 punti, 6,1 rimbalzi di media. È stata la miglior realizzatrice nella sfida persa dal CUS contro il Geas, con 11 punti a referto. Intanto contropiede qui 2 contro 2, Niola cerca la linea di fondo, arriva il rimorchio di Ridolfi che segna con il fallo, lo scossone da parte del CUS, che non ci sta a rimanere indietro nel punteggio e si riporta ora sul -3, 25-22 potenziale gioco da 3 punti. Allora per Ridolfi 3 minuti e 33 secondi per andare al riposo lungo. Giulia Ridolfi è pronta in lunetta, cortissimo però il libero aggiuntivo. Coach Sciascia addirittura in campo per cercare di trasmettere ancora intensità agonistica alle sue ragazze, che difendono ancora in questa zona fronte pari. Ora il pallone per Vespignani, poi Toffali sul ribaltamento, finisce per terra, colpita al volto Sorrentino che ha già accusato dei problemi fisici in questo avvio di stagione e che fortunatamente per il CUS si rialza in maniera immediata. È arrivato il fischio arbitrale, Scarsi aveva subito fallo in precedenza e allora è già pronta in lunetta per 2 liberi, +3 Alpo, 25-22, 3 minuti 6 secondi per chiudere il secondo quarto. In lunetta, come detto, c'è Marta Scarsi, alla pivot del 1995, anche lei bresciana, 1,82 m di altezza, arriva da
Carugate, dove ha disputato la scorsa stagione. Sta viaggiando a 6,2 punti, 4,9 rimbalzi di media, tira i liberi col 50%, qui riesce a realizzare con un 2 su 2 per il più 5 Alpo, 27-22. Niola sul blocco di Caldaro, mano destra costretta ad arrestarsi, rolla dentro Caldaro che non viene servita, c'era una buona linea di passaggio per lei, qui Niola fa tutto da sola, è sfortunata al momento dell'appoggio a canestro, la sua caparbietà le consente di recuperare il rimbalzo, poi altro errore, un altro recupero, Sorrentino rischia di sfondare non controllando bene il corpo in quella situazione, poi Sorrentino stessa si prende il tiro dall'angolo, sbaglia, Caldaro al rimbalzo, Alpo che sta soffrendo forse un calo di energia a questo punto del match, tanta aggressività, tanta intensità invece per le ragazze di casa che non riescono però a realizzare qualche errore dunque di precisione, soprattutto in questa fase sta vanificando un grande sforzo anche fisico da parte delle cagliaritane. Qui il tiro di Zanella sbagliato, rimbalzo, poi Scarsi, il fischio arbitrale era arrivato prima del tentativo di tiro da parte della giocatrice in canotta numero 12. Tornerà in campo a brevissimo Tomasovic, stanti le difficoltà del CUS contro Scarsi, che per la seconda volta consecutiva si presenta anzi non andrà in lunetta, in questo caso si era già portata in un primo momento a ridosso della lunetta. Scarsi si riprende con la rimessa dal fondo, Dell'Olio sbaglia in allontanamento, poi a rimbalzo ancora Niola riesce a servire, poi Chiara Rossi porta palla in zona d'attacco, Rossi palleggio aperto, poi sfera in mezzo alle gambe, Caldaro che fa circolare per Rachele Niola, mano destra, poi ancora Caldaro che trova un ottimo corridoio di penetrazione, riesce ad andare a segno per il nuovo -3 CUS Cagliari, 27-24. Siamo ormai nelle battute conclusive del secondo periodo, 1:40 alla seconda sirena di questo match, e ancora difesa a zona che sta pagando dividendi in questa fase del match per il CUS. Toffali con il tiro in corsa sbagliato, anche se eseguito con ottima tecnica qui da parte di Toffali. Qui l'ultimo tocco, secondo la lettura arbitrale, è di una giocatrice del CUS Cagliari, decisione abbastanza contestata soprattutto da parte di Ridolfi, ma non torna sui propri passi. Il direttore di gara assegna il possesso all'Ecodent, 1 minuto, come detto 26 secondi prima di andare al riposo lungo. Partita che continua a essere caratterizzata dall'equilibrio nonostante il tentativo di allungo nella fase centrale del secondo quarto da parte dell'Ecodent, che è riuscita a guadagnare anche 7 lunghezze di vantaggio sulle rivali. Qui Zanella serve la linea di fondo da parte di Scarsi, poi prova a servire in ricezione profonda Dell'Olio che si allontana da canestro, sbaglia allo scadere dei 24, e allora rimessa dal fondo per il CUS che sta cercando di trovare continuità anche in zona difensiva a questo punto del match. Rossi servita dopo la rimessa, ora può portare palla in zona d'attacco, servita Rachele Niola, poi l'uscita di Caldaro, dialoga ancora con Rossi, arriva il blocco per il pick and roll da parte di Tomasovic, non servita Tomasovic, arriva in possesso del pallone solamente in questo istante, torna fuori da Rossi, palleggio, arresto e tiro, c'è il tocco sul braccio di Rossi al momento della conclusione, il fallo che è stato speso in questo caso da Vespignani. Allora 2 liberi per Chiara Rossi, giocatrice arrivata in estate al CUS dopo l'esperienza alla Virtus Cagliari, dunque sempre in Sardegna. La Virtus nella scorsa stagione ha chiuso con 10,5 punti di media e 4,6 rimbalzi, in questa stagione invece sono 13 di media per lei, con 3,8 rimbalzi e 1,8 assist, sono le migliori cifre per lei in carriera dai tempi dell'esperienza di Treviso, era la stagione 2006-2007. Intanto dalla lunetta Rossi riesce ad accorciare sul -2, 27-25, 40 secondi per chiudere il secondo quarto. Toffali a lavorare ancora contro la zona del CUS, Zanella dà un'occhiata in direzione di Scarsi, c'è lo spazio in gomito per Dell'Olio che sbaglia, la posizione di gomito sempre chiave nell'attacco alla zona, in precedenza aveva trovato un buon tiro Alpo, ora Scarsi ci prova dall'angolo, un airball stavolta per l'ex Crema, allora Ridolfi a recuperare il rimbalzo
Rossi chiedeva un fallo in precedenza, qui tiene il palleggio aperto con la mano destra, vuole lavorare col cronometro, può andare fino in fondo il Cus, 8 secondi al termine del secondo quarto, ancora palleggio, arresto e tiro a segno per Rossi sull'uscita, un pizzico in ritardo da parte di Scarsi, non riesce dall'altra parte a prendere la preghiera Toffali, allora grande equilibrio al Palacus dopo i primi 20 minuti di gioco. Cus Cagliari ed Ecodent Alpo sono in parità a quota 27. Noi ci prendiamo una pausa, ma tra 10 minuti saremo nuovamente in diretta sempre da Saduchessa, pronti a raccontarvi il secondo tempo di questa sfida valida, lo ricordiamo, per la 7ª giornata del campionato di Serie A2 femminile Girone Nord. La società Bartoli Fisio-Redi, con sede a Decimo Mannu, lungo la strada statale 130 al chilometro 14,300, esegue demolizioni industriali, recupero e trasporto materiali ferrosi e non, ritiro materie plastiche riciclabili e non riciclabili e servizio di pressatura. Per prenotare il ritiro dei tuoi materiali, chiama i numeri 340 10 29 181 oppure 346 86 34 752. Bartoli Fisio-Redi sostiene lo sport. Torniamo in diretta dal Palacus di Cagliari quando è ormai tutto pronto per l'inizio del secondo tempo di gioco, parità quota 27 dopo i primi 20 minuti. Un'occhiata alle statistiche: 6 punti per Caldaro e 8 per Rossi nelle fila del Cus Cagliari, dall'altra parte sono invece 7 per Vespignani e 7 anche per Scarsi, 5 invece per Zanella. Tomasovic, Rossi, Niola, Ridolfi e Caldaro in campo per le padrone di casa, dall'altra parte invece Zanella, Vespignani, poi Dell'Olio con il numero 15, c'è anche Zampieri e con il 17 Ramò. Questo è il quadro delle 10 protagoniste sul parquet. Si riparte, come detto, dal 27 a 27. Circolazione ora per l'Ecodent, linea di fondo presa qui da Zampieri che però sbaglia, allora Niola prova a correre nell'attacco del Cus, decide poi di arrestarsi, di attendere l'arrivo delle compagne con Ridolfi e Rossi che prendono posizione in questo momento. Si apre per la ricezione Tomasovic che poi mette palla per terra, Ridolfi fa circolare ancora per Rossi, vuole giocare l'1 contro 1 nell'accoppiamento con Ramò, la finta, il passo d'incrocio, una buona idea qui da parte di Rossi, non concretizzata però anche a causa di un pizzico di sfortuna. Poi forte ad attaccare il ferro dall'altra parte Zanella, sbaglia anche lei, Ramò qui da in direzione di Vespignani, da 3 punti sul secondo ferro, e poi Niola che arriva a controllare il rimbalzo. Coach Soave in panchina, dà un'occhiata in direzione del suo assistente. Tomasovic attende l'arrivo da parte di Ridolfi che riceve il passaggio consegnato, accoppiata con Ramos. Sale Caldaro per bloccare, palleggio, arresto e tiro molto morbido in questo caso da parte di Giulia Ridolfi per il vantaggio Cus Cagliari sul 29 a 27. Vespignani chiama lo schema e ancora la difesa da parte del Cus a zona, mentre Dell'Olio va fuori. Poi il tiro da 3 punti preso e mandato a segno da parte di Arianna Zampieri. Controsorpasso allora da parte dell'Ecodent Alpo sul 30-29. Tomasovic con il consegnato per Rossi, anche per lei un altro palleggio, arresto e tiro a segno. Sono questi i tiri che nascono anche dalla buona qualità dei blocchi che vengono portati per la giocatrice di turno incaricata di prendere il tiro. In precedenza era stata Ridolfi, in questo caso Rossi. Controsorpasso allora stavolta per il Cus sul 31-30. Qui ci ha provato Ramò dai 6,75, poi il pallone che scavalca il tabellone va a sbattere sulla struttura, dunque sulla struttura del canestro, dunque rimessa dal fondo assegnata al Cus con Niola che ora è incaricata di agire in posizione di playmaker, mentre Rossi vuole lavorare in post contro Vespignani. Situazione tattica questa abbastanza interessante che il Cus decide di non sfruttare in questo momento, perché c'è il tiro da 3 punti aperto per Natasha Tomasovic, 33 a 31 ora in favore del Cus, anche se c'è un errore sul
tabellone che fa infuriare i presenti. Attacca Alpo ora con Vespignani per Ramò, dentro da Dell'Olio, subito il raddoppio, si torna fuori qui Vespignani da 3 punti, sbaglia, ottimo il lavoro con il tagliafuori qui da parte di Caldaro contro una giocatrice più alta di lei. Caldaro che poi si lancia in contropiede, non viene servita, allora Rossi fa circolare per Tomasovic da 3 punti, sbaglia, aveva toccato però solamente il rimbalzo la giocatrice croata senza riuscire a controllare il pallone. Correggiamo quanto detto in precedenza, il Cus è avanti sul 34-30. Ora Ramò fuori per Dell'Olio, mette palla per terra, ancora la circolazione paziente sul perimetro da parte di Alpo. Niola in maniera troppo irruente in questo caso su Zanella va a intervenire a commettere il fallo numero 2 della sua partita. 6 minuti 2 secondi ancora da giocare nel terzo quarto di gioco. Vespignani a eseguire la rimessa, Zanella e poi ancora Vespignani, presa in consegna da Niola, continua a difendere a zona il Cus, qui altro buon tagliafuori da parte di Caldaro che però sbaglia il passaggio di apertura in direzione di Rossi. Il pallone che viene assegnato sempre però alla squadra di casa, mentre è pronto un cambio con coach Federico Sciascia che decide di dare un po' di riposo a Niola, rilevata da Madeddu in questo caso. 5:50 per andare all'ultimo mini intervallo di questa sfida, rimessa in gioco eseguita da Caldaro in direzione di Rossi, attaccata ancora in maniera abbastanza fisica da Vespignani. Vorrebbe un fallo il playmaker del Cus che non riesce a ottenere le attenzioni della coppia arbitrale. Qui perde il pallone Ridolfi che poi prova a recuperarlo, arriva il fallo commesso probabilmente dalla stessa Ridolfi che ora protesta a gran voce in compagnia di Rossi. Il Cus si lamenta per un livello di aggressività difensiva ritenuto eccessivo da parte dell'Ecodent. Si riprende a giocare sempre sul 34-30, punteggio che non cambia ormai da un po'. Qui a Saduchessa più 4 per la formazione di casa da 3 punti, a segno Ramò per il -1. 34-33 con protagonista Elena Giovanna Ramò, ex Battipaglia. Qui palla persa dal Cus con Zanella che provava a lanciarsi in contropiede, ancora Ridolfi abbastanza nervosa, a rischio fallo tecnico in questo momento della partita. Possesso assegnato alla formazione di Villafranca di Verona, ora con Vespignani che porta palla nella metà campo offensiva, attesa da Rossi, torna a uomo ora il Cus, l'uscita forte di Ridolfi sul tiro da 3 punti, stavolta sbagliato da parte di Ramò, poi prova a correre Rossi che ha chiamato lo schema e poi ha servito Madeddu, il pallone in punta per Tomasovic, il consegnato poi per Rossi, si attende l'uscita di Madeddu da una parte e di Ridolfi dall'altra, nessuna delle due può ricevere, Rossi fa tutto da sola, cerca di prendere l'ormai consueto palleggio arresto di tiro sfruttando il blocco di Caldaro, contropiede 2 contro 1 con pallone letteralmente gettato alle ortiche qui da parte di Alpo, con Ramò che scaglia una fucilata in direzione di Zanella che però era già sotto canestro praticamente. Palla persa da Alpo, contropiede ghiotto ma non capitalizzato. 34-33, resiste il vantaggio del Cus Cagliari qui a Saduchessa. 4 minuti e 32 secondi per chiudere il terzo periodo di gioco. Ora uno spot, poi torniamo sempre in diretta. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture
dirette dalle fabbriche, un lavoro in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Tutto pronto per la ripresa del gioco qui al Panacus di Cagliari, con il possesso per la squadra di casa che lavora con Madeddu, poi in punta da Caldaro, consegnato per Rossi, sale Tomasovic per il pick and roll e poi altro errore stavolta da parte del CUS con un passaggio all'apparenza semplice da Rossi a Caldaro, pallone però termina oltre la linea laterale. Si riparte sempre con il vantaggio, lo ricordiamo, per la compagine cagliaritana sul +1, 34-33 da 3 punti Ramò. Primo ferro a rimbalzo, gran lavoro di Dell'Olio che riesce in qualche modo a servire Zanella, si torna fuori allora da Vespignani mentre sale per il blocco Zampieri, fa tutto da sola Vespignani, con gran talento offensivo riesce a realizzare il +1 Alpo, 35-34, andando a segno con la mano mancina, pallone appoggiato al vetro. Ora Tomasovic, burata qui dall'intervento di Dell'Olio che si attendeva evidentemente quel tipo di passaggio. Sostituzione con l'uscita di Ridolfi e il rientro in campo di Niola. Coach Sciascia, come già era accaduto nella scorsa stagione, deve centellinare l'impiego delle proprie giocatrici in virtù di una panchina abbastanza corta. Lo ricordiamo, panchina quest'oggi deve fare a meno anche di Borsetto, sarebbe stata l'ex di giornata. Intanto errore allo scadere dei 24 da parte di Rossi. Ovviamente andiamo a ricordare anche due assenze molto molto pesanti nell'economia di squadra dell'Ecodentalpo, ovvero Silvia Zanardelli ed Elisa Mancinelli, che non possono essere di questa partita, così come ci ha detto il presidente Renzo Soave in sede di presentazione della partita. Intanto è pronto a tornare Sorrentino mentre circola bene la palla nell'attacco di Alpo, anche se è sfortunata qui Ramò, tocca con un piede in maniera del tutto inavvertita la linea laterale al momento di prendere l'iniziativa dal palleggio. Poi palla assegnata al CUS con il cambio preannunciato che dunque arriva, l'uscita da parte di Rossi che va dunque a riposare in panchina. C'è nuovamente Sorrentino, Niola agisce ora in regia e il suo bel da fare per cercare di divincolarsi dalla pressione di Vespignani. Poi il fallo antisportivo qui secondo gli arbitri speso da Tomasovic contro Dell'Olio che cercava di lanciarsi in contropiede, ha ostacolato dunque in maniera eccessiva, disinteressandosi del pallone, il contropiede della sua avversaria Natasha Tomasovic. Due liberi più possesso per Alpo, che ora manda in lunetta a Veronica Dell'Olio, pivot classe 93 che arriva dalla Serie A1 con Umbertide. Tante esperienze per lei, 2 stagioni al College Italia, varie convocazioni nella nazionale, anche quella Under 18, con la vittoria peraltro dell'Europeo 2010 in Polonia. Nel 2011-2012 l'approdo a Umbertide in A1, è rimasta per 3 anni. Poi l'esperienza a Selargius, dove ha realizzato 7,5 punti, quasi 5 rimbalzi di media, quindi il ritorno a Umbertide per altre 2 stagioni. Poi l'avventura ad Alpo, 34-36, le ospiti sono tornate in vantaggio, anche se qui perdono il pallone. Ora Niola prova a lanciare il contropiede, 3 minuti al termine del terzo quarto. Caldaro torna fuori da Niola, chiama vicino a sé Tomasovic per il blocco, mano sinistra, gran linea di penetrazione qui per Rachele Niola, a segno per la nuova parità a quota 36. Ora Vespignani dal palleggio chiama in causa Ramò, è pronto a tornare in campo Toffali per Alpo. Zanella, circolazione paziente sempre contro la difesa zona da parte del CUS, tiro da 3 punti a segno importante per Zampieri, mani tra i capelli per Mauro Mannoni, dirigente del CUS che abbiamo sentito nel pre-partita. Alpo che torna sul +3, 39-36. Ora Sorrentino chiama in causa Caldaro, si va poi da Niola,
che mette palla per terra nell'accoppiamento vantaggioso contro Rameau, la manda al bar con una finta ma poi sbaglia l'arresto e tiro, contropiede qui molto ben giocato con Rameau, che è una lunga che sa correre in campo aperto, segna il canestro che permette all'Ecodent di portarsi sul 41-36, dunque nuovo +5, nuova mini frattura tra le due squadre. Vedremo se con l'ennesimo sforzo il Cus riuscirà a ricucire, a portarsi nuovamente a contatto. Ora Niola alza la parabola, qui è sfortunata Zanella, gran lavoro anche per lei a rimbalzo con il tagliafuori su Madeddu. Vespignani corre e cerca di accelerare il ritmo, poi l'iniziativa di Zampieri in ritardo con lo scivolamento difensivo. Sorrentino va a spendere il fallo, 1:20 per andare all'ultimo mini intervallo, cambi da una parte e dall'altra, torna Ridolfi, esce Madeddu per Cagliari, mentre per Alpo esce Dell'Olio ed esce anche Zanella. Sono tornate come preannunciato Toffali e assieme a lei c'è anche Scarsi con il numero 12. Ora eseguita la rimessa proprio in direzione di Zampieri, si va in angolo da Rameau, torna in punta da Vespignani, sale per bloccare Scarsi, il pick and roll con Vespignani che la serve molto bene nel pitturato, Scarsi si divora un canestro fatto. Allora parte il contropiede del Cus Cagliari con Niola in punta per Sorrentino, l'hesitation, mano sinistra, servizio buono in angolo all'indirizzo di Ridolfi, che però non riesce ad andare a segno con il tiro da 3 punti. Lotta furiosa a terra con 4 giocatrici che vanno a contendersi il pallone, chiamata di palla contesa. È la regola del possesso alternato che va a premiare Alpo. Potrà dunque attaccare, palla in mano, 50 secondi al termine del terzo quarto, vantaggio ospite sul 41-36. Piccola pausa ora nella partita che ci consente anche di andare a dare un'ulteriore occhiata a quelle che sono le statistiche del match. 14-9 finora il parziale del terzo quarto in favore dell'Ecodent Alpo, 9 punti intanto per Vespignani, 8 per Zampieri, 7 invece per Scarsi. Si alza il tifo, tra l'altro nella nutrita fazione di tifo ospite quest'oggi a Saduchessa. Palla per terra per Rameau, pescata bene in angolo per il tiro da 3 punti. Toffali, sarebbe stato un canestro importante questo per Alpo anche dal punto di vista psicologico. 34 secondi al termine, Niola a terra e si fa male, anche se non ho visto male, sembrano esserci dei crampi in questo momento per lei, giocatrice che spende sempre tanto. La classe 93 ex tra le altre Antonianum Quartu. Tornerà a breve in campo Chiara Rossi. Si rialza Niola, non è in grado però di riprendere il gioco. Vedremo se sarà nuovamente tra le protagoniste nel corso dell'ultimo quarto di questa sfida. Arrivano anche le cifre complessive, che aggiorneremo ben presto anche sulle percentuali. Entrambe le squadre basse inizio partita ma che si sono poi alzate nella fase centrale. Intanto c'è l'errore con il tiro da 3 punti da parte di Sorrentino. 10 secondi ora per l'attacco di Alpo, che lavora con Rameau, ha tantissimo spazio per la tripla e la manda a segno. Dormita collettiva nella difesa del Cus, che allora accusa il colpo dopo 30 minuti di gioco a Saduchessa. Vantaggio Ecodent Alpo, che cerca di innestare stavolta in maniera definitiva le marce alte, cerca di scappare via per non voltarsi più. Massimo vantaggio in questa sfida sul +8, 44-36, ultimo mini intervallo, poi torneremo in diretta. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con
Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Ultimi 10 minuti al Palacus di Cagliari. Ecodent Alpo in fuga sul 44-36 più 8, dicevamo un'occhiata alle statistiche, 14 su 46, 30% complessivo dal campo per Alpo, con un interessante 7 su 19, 36% da 3 punti. Dall'altra parte invece per Cagliari 15 su 43, 34% al tiro complessivo, 3 su 12 soltanto da 3 punti per un totale di 25%. Miglior realizzatrice del match fino a questo momento da una parte Chiara Rossi con 10 punti, dall'altra invece nessuna giocatrice in doppia cifra. La migliore è con 9 punti personali Vespignani, intanto quasi subito accese con il Cus che deve cercare di produrre un nuovo sforzo per riportarsi a contatto. Qui fermata Sorrentino in maniera regolare, proteste da parte di coach Sciascia, la chiamata da parte di Vespignani che attende l'arrivo di Ramò. Ora il palleggio aperto per Ramò, cerca di prendere posizione tagliando fuori con il fisico Rossi nel mismatch Scarsi, non viene però servita. Vespignani rischia di pasticciare, Ramò allo scadere dei 24 trova un miracolo praticamente, e allora altra batosta direi per il morale del Cus Cagliari a questo punto della partita. Meno 10, 46-36, ritoccato il massimo vantaggio nella partita per Alpo. Rossi prova subito a rispondere, riesce ad andare a segno con questo ennesimo palleggio, arresto e tiro, 46-38 ora il punteggio. Vediamo e vedremo se ci sarà spazio per un altro assalto allora da parte delle universitarie. Ramò in punta per Scarsi, poi Vespignani attesa da Rossi. Tomasovic va a prendere in consegna Scarsi, ma allo stesso tempo si deve occupare della penetrazione da parte di Vespignani. Buon lavoro da parte della croata, ma Alpo è ancora in attacco con Toffali, qui derubata del pallone da parte di Caldaro, non riesce poi Sorrentino a completare il recupero di palla. Rimessa ancora in attacco per Alpo con il taglio da parte di Vespignani, cerca di prendere la linea di fondo, torna sui propri passi, il tiro dal gomito a segno anche per Marta Scarsi. Si alzano ancora le percentuali in questa fase di partita per Alpo, ora nuovamente sul più 10, 48-38. Tomasovic riceve lontano da canestro, prova a farsi vedere Sorrentino, il taglio con blocco da parte di Ridolfi per provare a liberare Tomasovic, sale invece Caldaro, mano sinistra per Rossi. Tomasovic mette palla per terra contro Scarsi, la batte facilmente, grande iniziativa qui da parte della giocatrice lo scorso anno nel campionato Serie 1 bosniaca, con la canotta della squadra dell'Orlovi Banja Luka, fatto registrare 16,7 punti, 7 rimbalzi e 4 assist di media. Intanto arriva il fallo tecnico alla panchina del Cus, si accende anche il pubblico di casa, ora grandi proteste per qualche fischio non arrivato. È già pronta in lunetta per amministrare questo fischio Arianna Zampieri. Dunque libero più possesso per Alpo sul più 9, 49-40. Ancora le proteste abbastanza veementi, prima di Caldaro, poi di Rossi. Vediamo se questa
questa fase di nervosismo, diciamo così, per il Cus, riesce in qualche modo a riaccendere il furore agonistico. Toffali intanto va in angolo per Scarsi, l'uscita forte al limite del fallo di Tomasovic, non c'è nulla secondo gli arbitri, allora parte il contropiede, qui 2 contro 2, Sorrentino fermata dal fallo di Toffali. Anche qui la giovane classe 1998 della Ecodentalpo è stata ben attenta a non concedere il potenziale gioco da 3 punti. Intanto sembrano essersi riaccesi gli spiriti in casa Cus Cagliari. Cus che continua a crederci. Sorrentino a segno col primo libero, accorcia sul -8, 49-41, manca ancora tantissimo, 6:54 per il termine di questa partita, 2-2 per Sorrentino, -7 Cus, 49-42, corna basse. Questa è la chiamata offensiva da parte di Vespignani, mentre Ramò prova a farsi vedere. Vedete come si agita sullo sfondo coach Federico Sciascia, che chiede grande intensità difensiva alle sue ragazze. Non impediscono però qui la penetrazione da parte di Toffali, che per fortuna delle cagliaritane sbaglia. Allora Rossi fuori per Caldaro, mette palla per terra contro Ramò, errore, poi non riesce Tomasovic a rimbalzo a controllare, e Alpo che dal canto proprio vuole amministrare questo nuovo rush da parte del Cus, un rush soprattutto emotivo, qui battuta facilmente Caldaro, gran giocata di Vespignani, direi gran lettura, soprattutto perché con la finta il corpo si è spostata verso destra, poi ha preso forte la penetrazione con la mano sinistra, a segno per il nuovo +9, 51-42, Sorrentino in punta, l'uscita di Ridolfi, gran canestro qui da parte di Ridolfi, cadendo all'indietro senza grande equilibrio, canestro con buona mano da parte della numero 3 di casa. Partita che rimane aperta sul 51-44 in favore del Cus. Ramò a usufruire del blocco di Scarsi, poi tentativo di penetrazione da parte di Vespignani, in punta si torna da Ramò, il blocco portato ancora da Zampieri, Caldaro a difendere su di lei, Zampieri sbaglia, un po' sfortunato in questo caso, Scarsi riesce a recuperare il rimbalzo, chiedeva un'infrazione di passi, probabilmente non del tutto a torto la panchina del Cus in questa circostanza, un mezzo passo in più ci è sembrato di intravedere per Marta Scarsi. Fatto sta che Alpo continua a conservare le 9 lunghezze di vantaggio e continua, come già detto in precedenza, a rispondere in questo tentativo di reazione quasi disperato da parte del Cus. Qui c'è il fallo speso su Chiara Rossi, arriva il cambio, esce Tomasovic, torna in campo con la canotta numero 15 Rachele Niola, rimessa dal lato per Chiara Rossi, 4:51 per chiudere il match. Qui l'anticipo con buona lettura sulla linea di passaggio qui da parte di Ramò, poi lanciato il contropiede di Toffali, speso il fallo da parte di Niola, che non voleva concedere punti facili alla sua avversaria, è riuscita a evitare il canestro subito, è riuscita ad evitare anche il fallo antisportivo, mentre osserviamo coach Federico Sciascia, ancora proteste, anche qui chiedeva un'infrazione di passi al momento della ricezione da parte di Toffali in lunetta con la canotta numero 5, sbaglia il primo, molto corto. Ora ovviamente in queste fasi accese della partita il pallone pesa, Toffali cerca la concentrazione per il secondo libero, realizzato sono fino a questo momento 5 punti nella sua partita, 4:40 ancora da giocare. Rossi dal palleggio, poi Sorrentino sceglie Ridolfi, pensa ad attaccare dal palleggio Zampieri, poi desiste e si appoggia in direzione di Rossi, servita qui Caldaro che commette l'errore di mettere palla per terra in mezzo a una selva di maglie blu, ma la caparbietà di Niola garantisce un altro possesso offensivo, tripla aperta per Niola, secondo ferro, sarebbe stato un canestro fondamentale questo per, direi, anche il morale del Cus, sempre sotto di 10 lunghezze sul 54-44. Alpo che con maturità continua a mantenere le redini dell'incontro, qui servito il post passo da parte di Zampieri che lavora contro Ridolfi, ci mette
tanta energia, tanto fisico Ridolfi, forse ci stava anche un fischio arbitrale nell'ultimo caso per Zampieri. Poi errore per Alpo, qui il pallone spedito in avanti un po' alla cieca, Caldaro vince una sorta di rimpallo di stampo calcistico e realizza il canestro del -8 Cus sul 54-46. Attacca ora con pazienza Vespignani, che ha chiamato lo schema d'attacco, linea di passaggio anche qui un po' scontata in direzione di Niola, che ci mette una mano. Rimessa in gioco per Alpo con il servizio in direzione di Zampieri. Rossi e Vespignani non si stanno facendo, direi, tanti complimenti nelle numerose circostanze in cui si trovano a dover lottare corpo a corpo. Poi vanno a spiegarsi, tutto a posto dal punto di vista, direi, del nervosismo, tutto sotto controllo. Ora il consegnato sempre per Vespignani, attaccata da Rossi, c'è spazio per il tentativo di Zampieri, che è attaccata invece da Caldaro. Gran canestro qui, senza tantissimo ritmo riesce a realizzare ancora Zampieri, giocatrice probabilmente dal maggior tasso tecnico in zona d'attacco per Alpo, importante in questa ultima frazione di gioco per restituire il +10 alla compagine veneta. 56-46 il punteggio, 2-52 per chiudere i giochi. Ancora un palleggio, arresto e tiro fronte a canestro per Rossi, che sembra accusare anche un pizzico di stanchezza, comprensibile a questo punto del match. E poi Niola, che va a spendere il fallo su Vespignani, è pronto a tornare in campo Zanella per l'Ecodent, e arriva in questo momento il cambio, arriva anche il time out con coach Federico Sciascia, che vuole parlare con le sue ragazze e vuole provare soprattutto a caricarle in vista di questi ultimi 2 minuti e 42 secondi. Ci vorrà un miracolo per tornare in partita per le rossoblù. 2 liberi per Vespignani, segna il primo. E allora Alpo che mette un'ipoteca sul match. Vespignani sbaglia il secondo, Tomasovic riesce a strappare il rimbalzo. 11 punti personali per Vespignani, miglior realizzatrice di Alpo in compagnia di Zampieri. Ora Niola, che lavora sempre contro Vespignani, palleggio, arresto e tiro per Ridolfi, errore, rimbalzo poi conquistato da parte di Zampieri. Vespignani lavora con calma, Cus non ha più tanto tempo a disposizione, vedremo quali saranno le scelte a questo punto del match sul -11. Ora Vespignani dentro per Scarsi, quasi di tocco per il tiro in angolo di Zanella, e direi che a questo punto possono praticamente partire i titoli di coda sul +13 Ecodent Alpo, 59-46, un'altra bella esecuzione in zona offensiva. Il gioco a 2, Scarsi che rollava dentro, poi di tocco ha visto il tiro in angolo praticamente già pronto per Zanella, buona tiratrice, metri di spazio per lei, non ha perdonato Alpo e dunque si avvicina quella che sarebbe la terza vittoria consecutiva in stagione, reduce da 2 settimi posti in questa annata, vuole fare di meglio. Del resto il mercato è stato importante per la squadra di Villafranca di Verona, che sta per ottenere il secondo successo in 2 partite disputate contro formazioni sarde nel corso di questo campionato. Già battuto in avvio il San Salvatore Selarcius, sarebbe questa la 5ª vittoria in stagione per Alpo, salirebbe dunque a quota 10 punti in classifica, scalando ulteriori posizioni, attaccando quelle di vertice. Cercherà magari di ottenere una posizione nel tabellone playoff più favorevole rispetto alle ultime 2 annate. La squadra allenata da Nicola Soave, che ha spesso dovuto incrociare nel primo turno di playoff delle compagini molto molto quotate. Tanto segna dalla lunetta anche l'ex Battipaglia Ramò. Dicevamo delle eliminazioni al primo turno di playoff lo scorso anno Vicenza, 2 anni fa Crema, squadre in entrambi i casi allestite per puntare al salto di categoria. 61-46 e ora attenzione perché rimane a terra Dolorante Rossi, realizza dall'altra parte Ramò il canestro in contropiede
che chiude definitivamente i giochi. Rossi a terra, si tocca la caviglia destra, momento delicato questo in casa Cuscagliari, che deve accusare dunque una nuova sconfitta e che spera a questo punto di non perdere il proprio playmaker fondamentale nell'economia di squadra, giocatrice di maggior talento e di maggiore esperienza del Cus, accompagnata a braccia. Ora in panchina il problema sembra essere, come già sottolineato, alla caviglia destra. Chiederemo poi lumi a coach Sciascia nell'intervista post partita. Intanto io vi raccomando anche di rimanere su Directa Sport dopo la sirena finale dell'incontro. Infatti saremo sul parquet per raccogliere le dichiarazioni a caldo da parte delle protagoniste. Noi ovviamente siamo alle porte di un weekend al solito molto intenso, anzi direi siamo già nel vivo di un weekend molto intenso sui nostri schermi. Un weekend che è partito ieri con la quarta giornata del campionato regionale di football integrato Xen, e poi oggi non solo basket ma anche futsal di serie A2 maschile, con l'impegno del Città di Sesto nel derby contro il Futsal Ossi, una partita che ci stanno raccontando i nostri Alessandro Carta e Mattia Bullitta. E poi il calcio femminile con la sfida tra la blasonata Torres e il Real Meda, ancora la pallamano con l'impegno casalingo della Raymond Sassari, nuovo arrivo sui nostri schermi, il ritorno della pallamano su Directa Sport. E poi ancora domani spazio tradizionalmente al calcio, la domenica è il giorno del calcio, e allora seguiremo ancora le sorti della capolista Stintino nel torneo di eccellenza regionale, la Serie A sarda. Stintino stavolta impegnato in casa a Codrongianos contro il Guspini Terralba. E poi il grande volley con la sfida valida per il campionato di Serie A2 femminile tra la Golem Ermea Olbia e il fanalino di coda Sigel Marsale. Intanto termina qui l'incontro, ad aggiudicarselo è l'Ecodent Alpo con il punteggio finale di 68-43. Un'occhiata alle statistiche conclusive di questo incontro. Per quanto riguarda il Cus, chiude a 12 punti Chiara Rossi, infortunata nel finale, 8 a testa per Ridolfi e Caldaro. Dall'altra parte invece per Alpo 12 per Vespignani, 11 per Zampieri, 14 per Ramò e 11 anche per Scarsi. Dunque numerose giocatrici in doppia cifra per l'Ecodent. È tutto, ma solo per il momento. Ora un po' di pubblicità, poi torniamo per le interviste post partita. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. La società Bartoli Figeredi, con sede a Decimomannu, lungo la strada statale 130 al chilometro 14+300, esegue demolizioni industriali, recupero e trasporto materiali ferrosi e non, ritiro materie plastiche riciclabili e non riciclabili e servizio di pressatura. Per prenotare il ritiro dei tuoi materiali, chiama i numeri 340 10 29 181 oppure 346 86 34 752. Bartoli Figeredi sostiene lo sport. Torniamo in diretta. Coach Federico Sciascia, tecnico del Cuscagliari. È arrivata un'altra sconfitta, direi diversa questa dalle ultime, perché per 35 minuti sostanzialmente la squadra è rimasta in partita e in varie fasi ha dato la sensazione di poterla vincere.
Sì, devo dire la verità, oggi le ragazze, nonostante le stiamo recuperando pian piano, non sono in condizione di fare 40 minuti a questi ritmi con una squadra di questo valore qui. Un po' di rammarico ce l'ho, ti dico la verità, per l'arbitraggio, un pochino, no? Perché fa un po' specie vedere una squadra che gioca con quell'aggressività, e mi riferisco a Alpo, non esaurire mai il bonus difensivo. Mi sembra strano, dico solo questo. Chiaramente, cioè, loro hanno fatto 17 libri, noi mi pare 7. C'è una differenza sostanziale in una partita che si è conclusa di 15, considerando, come dici tu, che negli ultimi 5 minuti se ne sono andate. È vero che non si può recriminare su queste cose, però di più molto le mie ragazze non potevo chiedere, perché hanno fatto una partita, hanno lottato per le condizioni fisiche delle 3 che stanno rientrando non ottimali. Insomma, bisogna far tesoro dei miglioramenti e aspettare, insomma, le partite, insomma, più alla nostra portata. La classifica spaventa con 2 punti, oppure insomma in virtù di queste condizioni si può solo portare pazienza e andare avanti? Noi non siamo spaventati dalla classifica né dai risultati che abbiamo avuto in quest'ultimo mese, devo dire la verità, perché in quest'ultimo mese non abbiamo mai avuto la squadra completa, mai. In 2 o 3 partite ce ne mancavano da 4 o 3 giocatrici e noi non siamo nella condizione, credo nessuno, lo sto ripetendo da molto, nessuna squadra può sopperire a queste assenze. Ne abbiamo approfittato per far giocare le giovani che adesso entrano e stanno nel secondo quarto. Avevamo 2-2001 e siamo rimasti in partita con Alpo tranquillamente. Questo è il valore aggiunto, però adesso bisogna cominciare a vincere le partite, le stiamo recuperando. Adesso il nostro playmaker ha messo la caviglia negli ultimi 2 minuti. Purtroppo quando la condizione fisica non è al top e le fai giocare c'è il rischio di rifarsi male. Grazie mille a coach Federico Sciascia, ancora una pausa, poi torniamo in diretta con altri ospiti. La società Bartoli Fisio-Redi, con sede a Decimo Mannu, lungo la strada statale 130 al chilometro 14,300, esegue demolizioni industriali, recupero e trasporto materiali ferrosi e non, ritiro materie plastiche riciclabili e non riciclabili e servizio di pressatura. Per prenotare il ritiro dei tuoi materiali, chiami i numeri 340 10 29 181 oppure 346 86 34 752. Bartoli Fisio-Redi sostiene lo sport. Ancora in diretta dal Palacus, sono in compagnia di una vecchia conoscenza del basket sardo, Veronica Dell'Olio, ex San Salvatore Selagius, come abbiamo detto in telecronaca. Terza vittoria consecutiva per voi, oggi una partita sofferta, però insomma si vede che siete in fiducia, avete controllato anche nei vari tentativi di rimonta da parte del CUS, poi nel finale siete scappate via senza voltarvi più. Sì, allora innanzitutto sapevamo che sarebbe stata comunque una trasferta, una partita molto impegnativa. 1 per la trasferta chiaramente difficile, 2 perché anche il CUS ha recuperato diverse infortunate che nelle scorse partite non avevano giocato, quindi sapevamo di poter trovare delle difficoltà. Siamo partite un po' col freno a mano tirato, ci hanno un po' messo in difficoltà, però poi nel terzo e quarto periodo siamo state brave a scappare via e a stringerci in difesa soprattutto e portarci a casa la partita e 2 punti. Tu arrivi dalla 1, ti chiedo quale dimensione può avere Alpo in questo torneo. Adesso sono 3 vittorie consecutive, lo ha detto anche il presidente nel pre-partita, si è arrivato a 2 settimi posti consecutivi, quest'anno si vuole fare meglio, si può arrivare in una posizione più alta magari nel tabellone dei playoff. Il primo obiettivo può essere quello. Assolutamente sì, chiaramente l'obiettivo è quello di fare il miglior risultato possibile per questa squadra. Noi partita dopo partita, settimana dopo settimana ci stiamo impegnando e ci stiamo stringendo sempre di più, stiamo migliorando come squadra, come qualità di gioco, come qualità di difesa. Chiaramente l'obiettivo è stare nelle prime posizioni, ovviamente. 2 vittorie su 2 contro formazioni sarde e tu sei ex San Salvatore, come abbiamo detto, è venuto a salutarti Emanuele Attenti, abbiamo visto, hai lasciato ottimi ricordi a Selagius, tra l'altro Selagius che hai punito con 17 punti, sei stata la miglior realizzatrice, hai lasciato buoni ricordi, immagino ti siano rimasti anche buoni ricordi della Sardegna. Beh, assolutamente sì, la Sardegna mi è rimasta chiaramente nel cuore come tutte le persone che insomma ho conosciuto lì e la mia squadra di allora, insomma rimane sempre chiaramente una bella esperienza, un bel ricordo, certo. Grazie mille allora Veronica Dell'Olio, ancora direi un istante di pausa perché avremo ai nostri microfoni coach Nicola Soave tra qualche istante.
Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Torniamo in diretta, mi ha raggiunto coach Nicola Soave con cui andiamo ad analizzare questa vittoria, la terza consecutiva per Alpo. Ti chiedo se sei soddisfatto della prestazione di squadra, una prestazione direi abbastanza intensa durante tutto l'arco dei 40 minuti. Sì, sono soddisfattissimo, anche perché vincere in trasferta quest'anno non è mai semplice. Sapevamo di affrontare una squadra completamente diversa da quella delle ultime partite e quindi l'avevamo preparata apposta mettendo in campo tanta intensità, concentrazione e determinazione per 40 minuti. Il CUS varie volte ha provato a sfruttare dei mismatch, mi viene in mente Rossi su Vespignani, voi avete trovato sempre gli adeguamenti difensivi, però soprattutto per non far prendere fiducia al CUS che ci ha provato varie volte nel corso della partita. Quest'anno abbiamo la fortuna di avere una difesa intensa che sa difendere bene in tutte le situazioni. Abbiamo giocatrici molto eclettiche, possono tenerle lunghe, possono tenere comunque le piccole nei mismatch, quindi l'arma importante per noi quest'anno è la difesa. In tutte le partite fino ad ora nelle vittorie è sempre uscita prima la difesa e poi l'attacco. CUS che ha provato peraltro a mettere qualche granello di sabbia nei vostri ingranaggi, tenendo per vari minuti la difesa a zona, anche lì un po' di incertezza all'inizio, poi avete trovato anche la quadra da quel punto di vista. Lì sono stati bravi loro perché sapevamo che facevano zona, però la fortuna nostra è che nel terzo e quarto sono entrate in partita sia Ramò sia Zampieri e hanno messo dei 2-3 tiri da 3 punti importanti che hanno poi deciso un po' l'inerzia della partita. Alpo che arriva, come dicevamo anche con Veronica Dell'Olio, prima ancora anche col presidente, da 2 settimi posti consecutivi in classifica. Quest'anno, direi anche alla luce di quello che si è visto quest'oggi, c'è spazio per fare qualcosa in più, per attaccare le posizioni più alte in classifica. La voglia di migliorarci c'è sempre, c'era anche gli anni passati, non ci siamo mai riusciti. Quest'anno se ce la facciamo, se dipende tanto ovviamente da noi, se diamo continuità a questi tipi di risultati che stiamo facendo, abbiamo buone possibilità. Dobbiamo essere bravi a non stancarci di lavorare settimanalmente, giorno dopo giorno, e poi approcciarci alle partite come è stato oggi. Una battuta per concludere anche sul CUS Cagliari, formazione che accusa una classifica forse un po' bugiarda e dettata dagli innumerevoli problemi fisici avuti fino a questo punto del campionato. La loro classifica non è quella, non è una squadra da 2 punti. Poi quando sono stati insieme, hanno avuto la possibilità di giocare insieme, hanno fatto partite importanti, hanno vinto con Marghera, che non è assolutamente facile, hanno perso di poco a Pordenone, potevano già avere 4 punti, adesso se recuperano un po' tutte le effettive, compresa anche la nostra ex Borsetto, sicuramente saranno una squadra difficile per tutti. Grazie mille a coach Nicola Soave che ha analizzato allora i temi di questa partita. A me non rimane altro che chiudere questa diretta dal Palacus di Cagliari, ricordandovi che Alpo ha ottenuto la terza vittoria consecutiva nel campionato di Serie A2, battendo le padrone di casa del CUS Cagliari con un margine abbastanza largo nel finale, nell'ordine dei 15 punti. Io ringrazio Andrea Farris per le immagini e per la collaborazione tecnica. A tutti voi l'augurio di un felice proseguimento di serata, sempre su directasport.it. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming.
Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.